Andiamo nel Medio Campitano. Nel Medio Campitano abbiamo tante già più giovani esperienze amministrative che sono i vertici nel comune di Villacido, di San Gavino, di Sala, Gusti, ma c'è una ragazza che è stata delegata a rappresentare oggi a parlare a nome anche di quel territorio, che è il leader dell'opposizione del comune di San Gavino, una donna impegnata in agricoltura, nella sua azienda, ma nel sindacato, nel servizio ai cittadini. Lei è Angela Canaggio, gli do davvero di cuore la parola per portarci il suo contributo. Grazie Mauro per l'opportunità che mi stai dando. Io sono la prova vivente che Mauro si ferma a parlare con le persone comuni e gli dà importanza, perché io sinceramente, certo, sono consigliere comunale ma nulla più, sono soprattutto una persona innamorata della politica che si è impegnata da tempo, ormai sono più di 30 anni che bazzico in questo mondo, però mi sono sempre impegnata solo ed esclusivamente per la mia comunità, perché comunque sia ritengo che ciascuno debba impegnarsi anche nel suo piccolo e anche nel suo piccolo trovare i suoi spazi. Per cui io ringrazio ancora una volta Mauro, ma ringrazio soprattutto il Movimento Unidos che mi ha permesso di fare un'esperienza entusiasmante della politica. Dopo varie vicissitudini, diciamo che stavo attraversando un periodo molto doloroso di quelli che ti fanno odiare la politica. Grazie a Mauro, grazie soprattutto al suo impegno che si mette in prima persona anche a raccogliere le firme, che fa le battaglie con dignità, con coraggio, senza problemi. Noi abbiamo capito che lui può essere il nostro leader. Noi abbiamo piacere che lui ci guidi in tutte le nostre battaglie e che sia comunque la persona che ci porta a riscoprire i valori della Sardegna, a tenere alto il nostro popolo, insomma. Io mi ho scritta alcune cose, sono alcuni pensieri così, perché insomma io ritengo che chi si impegna in politica deve essere soprattutto al servizio della gente, e per me la politica prima che prendere è soprattutto dare, e noi dobbiamo dare del nostro, dobbiamo dare